Giochi da non fare in casa, da non fare mai. Quando pensate al Carnevale di Venezia nella storia e al modo che avevano gli antichi veneziani di divertirsi, assieme a una grande libertà di costumi aiutata dal mascheramento, vi verranno in mente di certo delle cose un po' folli alle quali assistere o partecipare, come lo svoio del turco, oggi replicato con le discese dell'angelo e dell'aquila dal campanile di San Marco, che un tempo non solo avvenivano in assenza di qualsiasi sistema di sicurezza, ma pure in salita. Inaugurata nella metà del Cinquecento, secondo la tradizione, la corda tesa vide infatti nei secoli successivi scendere, ma soprattutto salire un po' di tutto: cavalli veri, finte barchette, più funamboli in un colpo solo. E se durante il carnevale prendevano vita anche delle innocenti regate di carriole, con molti contendenti che si davano battaglia fra ali di folla incitante, a fare le spese del divertimento degli umani erano soprattutto gli animali. Le cacce dei tori erano delle specie di corride che avvenivano nei campi principali. In realtà si trattava di buoi che venivano assaliti da cani ammaestrati e che venivano tenuti legati alle corna da alcuni tiratori, spesso delle dame, la cui abilità consisteva nel sottrarre i bovini all'assalto dei cani. Un sacco di risate proprio. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.